Re. Si è spento questa notte Gianni De Michelis, aveva 78 anni, veneziano, è stato per molti anni un esponente di spicco della politica italiana. Unanime il cordoglio del mondo politico per la scomparsa di Gianni De Michelis, la sua visione ha segnato Venezia ed il Veneto. Da Lampedusa i componenti della missione umanitaria mediterranea non mollano, torneremo presto in mare, la politica europea cambi rotta. Allarme della Polizia Postale di Venezia, agli utenti della rete, fate attenzione alle truffe via mail, in 4 mesi scoperte cifre per 1 milione. Il nuovo regolamento degli alloggi ATRE potrebbero avere un impatto sociale molto pesante nel centro storico veneziano, l'allarme arriva dal PD che chiede modifiche specifiche al particolare caso di Venezia. Inaugurata questa mattina alla presenza del ministro Bonisoli la Biennale d'Arte Leone d'Oro al padiglione Lituania, labirinto speciale al padiglione Italia. Conto alla rovescia per lo sfilamento della Dunata Nazionale degli Alpini a Milano, pronte anche le penne nere veneziane che celebreranno il centenario. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito, si è spento questa notte Gianni De Michelis, aveva 78 anni, veneziano, è stato per molti anni un esponente di spicco della politica italiana. Gianni De Michelis si è spento nella notte. Era nato a Venezia il 26 novembre del 1940. Era ammalato da tempo. Da lunedì la salma sarà esposta all'ospedale civile, dopodiché sarà cremato. Presumibilmente a metà settimana si celebreranno i funerali, che saranno probabilmente in forma privata nella sua città, Venezia. Gianni De Michelis è stato un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e dell'ultimo quindicennio della Prima Repubblica, in una lunga carriera politica iniziata nel 1964 con l'elezione nel Consiglio Comunale di Venezia e la nomina ad assessore all'urbanistica. Nel 1969 è già componente della direzione socialista, ma la svolta decisiva avviene nel 1976, anno in cui De Michelis viene eletto deputato e appoggia Bettino Craxi nelle elezioni alla segreteria del partito. Negli anni seguenti diventerà un esponente di spicco della politica nazionale. Dal 1980 al 1992 è stato ministro delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e infine ministro degli affari esteri. La fine della carriera politica arriva col ciclone di Tangentopoli. De Michelis torna all'insegnamento universitario dal 1994 al 1999. Laureato in chimica a Padova, era professore associato all'Università di Ca' Foscari dal 1980. Ma il richiamo della politica rimane troppo forte. Nel 2009 è consulente del veneziano Renato Brunetta, allora ministro per la pubblica amministrazione nel governo Berlusconi, e nel 2011 aderisce ai riformisti italiani di Stefania Craxi. Una passione, quella per la politica, che l'ha accompagnato per tutta la vita. Come si può dire, dimostrano che si apre oggi, come si può dire, uno spazio di attenzione che renderà più facile la nostra azione se ne avremo la capacità, se ne avremo la forza, se ne avremo il coraggio. Unanime il cordoglio del mondo politico per la scomparsa di De Michelis. Negli ultimi giorni Gianni De Michelis non riusciva più ad alimentarsi ed era stato necessario il ricovero all'ospedale del Lido di Venezia per un peggioramento delle condizioni generali di salute. Lo racconta Nereo Laroni, ex deputato socialista ed ex sindaco di Venezia. Era stato a trovarlo a casa l'ultima volta una quindicina di giorni fa, ma in quella circostanza, aggiunge Laroni, De Michelis non era già più cosciente. Commosso anche il ricordo di Maurizio Sacconi, l'ex ministro del lavoro, era legato a De Michelis da una stretta amicizia e militanza nel PSI. Sacconi ricorda la capacità di De Michelis di coniugare l'azione pubblica con una visione di lungo periodo. De Michelis aveva una conoscenza larga che alimentava continuamente sia con la lettura che con l'esperienza, e questo lo portava ad avere visioni straordinarie, a prevedere, come recentemente ha ricordato Boris Johnson, a prevedere con circa 30 anni di anticipo la grande invasione migratoria, sollecitando quindi l'Europa ad investire nello sviluppo dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Una visione politica e amministrativa di lungo periodo riconosciuta anche dall'attuale sindaco di Venezia.
Grande statista, indubbiamente la parola statista a Gianni De Michelis gli va tributata tutta, perché se è vero che l'aeroporto, per esempio, cito una cosa concreta, è stato poi alla fine progettato da Pellicani, è vero che dietro c'era la forza di Gianni De Michelis. Se abbiamo avuto il passante, è vero che è stato finanziato da una serie di governi, per cui però di fatto c'è stata la forza politica di quello che è stato Gianni De Michelis. Se abbiamo avuto una crescita anche del Veneto, un ruolo internazionale di Venezia, è stato grazie anche a Gianni De Michelis. La scomparsa di Gianni De Michelis segue di pochi mesi quella del fratello Cesare, editore, figura di primo piano nel mondo della cultura. Cordoglio per la scomparsa di Gianni De Michelis è stato espresso anche dal presidente della regione Luca Zaia. È una persona che ha segnato la storia di questo territorio, è stato ministro, ha scritto, scrittore. Mi spiace la notizia, peraltro ce l'abbiamo avuto pochi istanti fa. Non posso che portare questo ricordo, che è un ricordo pubblico. Io non l'ho mai conosciuto poi di fatto personalmente, però posso dire assolutamente che è una persona che comunque ha segnato la storia del Veneto. Ed ora parliamo invece di autonomia, nessun progresso, la proposta ferma in un cassetto da mesi, la rabbia del ministro Erika Stefani, una presa in giro per i veneti, ha detto, che hanno votato al referendum. E ora sentiamo su questo proprio il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Cara Ministra Stefani, comprendiamo la sua rabbia e la sua indignazione. Sono passati 570 giorni da quel 22 ottobre del 2017, quando 2.328.000 veneti andarono a votare compatti per l'autonomia. Un anno e mezzo di parole a vanvera, di melina, di scuse, di pretesti, di silenzi assordanti, perché lei, dopo un grande lavoro straordinariamente efficace con il solo appoggio della consulta e del presidente Zaia, ha cercato di arrivare al traguardo, ha tentato in tutti i modi di smuovere gli scettici, coloro che strumentalmente, comunque a prescindere, si oppongono all'autonomia, che non la vogliono, adducendo ragioni davvero sconcertanti a volte, sostenendo che la secessione dei ricchi e altre balle di questo genere. Ha fatto di tutto, e per questo lei avrà sempre la stima nostra e di tutti i veneti. Però ci sono i muri di gomma, e contro i muri di gomma, le barriere insormontabili, si può davvero fare poco. Sono passati 570 giorni e siamo al punto di partenza. Anche recentemente lei è stata dal primo ministro Conte, che si è limitato ad ascoltarla senza dare alcuna risposta, rimandando ad un prossimo Consiglio dei Ministri, alle calende greche. Così i ministri dei 5 Stelle, tutti lì a guardarla, anche con una certa diffidenza e forse anche con sguardi beffardi, sapendo che il loro scopo è quello proprio di mettere i bastoni tra le ruote e ostacolare questo progetto. Allora, io vorrei darle un suggerimento molto modesto. Credo che questo comportamento nei suoi confronti, ma anche nei confronti di tutti i veneti che hanno creduto e credono nell'autonomia, sia offensivo, sia inqualificabile. Proprio la freddezza, l'indifferenza, il cinismo con cui si tenta di fermare il risultato di un referendum popolare di queste dimensioni. 80 stadi di San Siro, abbiamo detto tante volte, sono andati a votare, no? Pensate quanta gente. E allora posso darle un consiglio amichevole? Si dimetta, vada dal presidente Conte e da tutti i cialtroni che l'hanno presa in giro, e consegni loro una bella lettera, una lettera di dimissioni, dove lei dice: va bene, non mi volete, continuate a prendermi per i fondelli insieme a tutti i veneti, me ne vado. Lei sbatta la porta, esca di lì e vedrà che tornerà vincitrice nel momento in cui questo governo cadrà, perché prima o poi dovrà cadere, e tutti coloro che l'autonomia non l'hanno voluta, compresa la battaglia di Salvini a tutela del meridione, di un partito nazionale che quindi le ha portato ovviamente degli svantaggi, dovranno ricredersi. La stima attorno a lei crescerà e lei continuerà comunque a stare sulla cresta dell'onda, e comunque sarà ricordata come una politica che ha reagito dignitosamente a delle volgari
dai volgari tentativi di fermare l'autonomia. Segua il nostro consiglio, se crede. Noi aspettiamo i suoi riscontri e la salutiamo affettuosamente. Grazie Ministro, buon lavoro e in bocca al lupo. Da Lampedusa i componenti della missione umanitaria mediterranea non mollano, torneremo presto in mare, la politica europea cambia rotta. È un provvedimento ingiusto, un provvedimento che ha come unico obiettivo quello di provare a fermare chi salva vite in mare. Così il veneziano Beppe Caccia, componente dell'equipaggio della missione mediterranea, ha commentato oggi pomeriggio da Lampedusa il sequestro della nave Mare Ionio. Un sequestro che, come riferisce Caccia, è stato notificato all'equipaggio alle 20:45 di ieri sera, dopo che la nave, giovedì pomeriggio, aveva salvato 30 persone in difficoltà in mare, tra cui anche 2 donne incinte e una bimba di appena 2 anni. In un paese dove dovrebbe vigere lo Stato di diritto è la magistratura che decide sequestri e atti giudiziari, non certo una forza di polizia sulla base delle richieste del governo. Caccia rivendica l'assoluta correttezza delle azioni operate dalla Mare Ionio. Questo nuovo sequestro preventivo per la Mare Ionio rappresenta tutt'altro che un passo da Dio. La nostra unica preoccupazione in questo momento è riuscire a tornare presto in mare. Ci sono centinaia di donne, bambini, uomini che stanno affrontando il mare a bordo di gommoni per fuggire dall'inferno della Libia. Caccia, infine, lancia un appello ai governi europei, chiedendo un'inversione di rotta totale per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione. Iniziare a mettere in mare tante imbarcazioni delle marine militari e delle guardie costiere per una grande operazione di ricerca e salvataggio. Allarme della polizia postale agli utenti della rete, fate attenzione alle truffe via mail. 1 milione di euro scoperto dagli agenti della Polizia Postale di Venezia negli ultimi 4 mesi nell'ambito del fenomeno Man in the Middle, che si verifica quando i truffatori riescono a leggere e modificare messaggi di posta elettronica tra 2 utenti comunicanti tra loro. Gli obiettivi dei cybercriminali sono soprattutto le aziende. Il truffatore, che ha non poche conoscenze informatiche, si introduce ovviamente negli scambi di mail, invia al debitore sostanzialmente una mail con una fattura in tutto e per tutto simile a quella originale, ma con l'IBAN contraffatto, chiedendo ovviamente all'azienda debitrice di bonificare la somma all'IBAN ovviamente contraffatto. Grazie a segnalazioni tempestive dunque tra gennaio e aprile la polizia è riuscita a restituire circa 1 milione di euro alle aziende truffate, ma si raccomanda la massima attenzione. Una telefonata ti salva la vita. In questi casi è preferibile utilizzare i contatti diretti. In questi casi, appunto, nel momento in cui viene comunicata una variazione di IBAN, contattare direttamente la ditta telefonicamente e chiedere contezza di questa modificazione di IBAN. Questa, segnala la polizia postale, non è l'unica truffa che sta coinvolgendo molti utenti della rete. Si tratta di una attività di spamming, l'invio di mail ricattatorie da parte dei truffatori. Sostanzialmente i truffatori, fingendo, simulando di essere entrati nel sistema informatico del malcapitato, chiedono l'invio di una somma ad un wallet in Bitcoin, ad un wallet, rappresentando sostanzialmente di aver carpito un video in cui l'utilizzatore sarebbe impegnato in attività, diciamo così, erotiche, cosa assolutamente non vera, perché sostanzialmente si tratta di dati carpiti illecitamente via web, in particolare le credenziali che comprendono anche la casella di posta elettronica.
Durante i controlli dei carabinieri sulla pesca e la commercializzazione di prodotti ittici a Chioggia è stato sequestrato un totale di 300 kg di prodotti ittici e comminato multe per circa 9.000 euro. Tutti i commercianti regolari trasportavano pesce senza documenti che ne attestassero la provenienza. Tra i verbali da 2.000 euro ciascuno che sono stati staccati nei confronti di altrettanti pescatori, un commerciante del Milanese invece è stato multato per 1.500 euro per 15 kg di seppie. Sanzionato anche il titolare di un bar di Chioggia perché nei frigoriferi del locale aveva 20 kg di generi alimentari privi di etichettatura per la tracciabilità di filiera, tutto ovviamente sequestrato. Il nuovo regolamento degli alloggi ATER potrebbe avere un impatto sociale molto pesante nel centro storico veneziano. L'allarme arriva dal PD che chiede modifiche specifiche al particolare caso di Venezia. La nuova legge sugli alloggi di edilizia popolare potrebbe portare a centinaia di sfratti ingiusti, secondo il Partito Democratico, che sollecita una modifica di norme che nel centro storico di Venezia provocherebbero un impatto tale da essere paragonabile allo scoppio di una bomba sociale che colpisce chi non rientra più in certi canoni, ma rimane comunque ciò che può definirsi un soggetto debole. Io capisco se c'è un problema di reddito che non è più corrispondente, per cui uno non ha più titolo e quindi per ragioni di utilità sociale e di equità sociale è bene che si trovi un'alternativa, ma se questa persona è un anziano, magari che vive da solo, che ha un piccolo deposito in banca come riserva sua personale di garanzia, abita a Venezia da sempre, in centro storico, trovare un alloggio in alternativa è un problema serio che rischia di metterlo veramente sul lastrico. Un centinaio di avvisi di sfratto già inviati colpirebbe diversi casi come questi, posizioni deboli di anziani che avrebbero bisogno di provvedimenti specifici, per i quali Pigozzo, assieme alla compagna di partito Francesca Zottis, chiede un intervento non solo da parte della Regione, ma anche del Comune, perché proponga modifiche adatte alla situazione di Venezia. Venezia ha una sua peculiarità e anche una sua difficoltà nel ritrovare degli alloggi, perché chiaramente ritrovare un alloggio all'interno di Venezia, sia per costi sia per come è conformata Venezia, è molto difficile. Altre situazioni ci possono essere, ma la situazione di specificità di Venezia è comunque a sé. Fino ad ora che risposte avete ricevuto? Ma fino ad ora tanti intenti, nel senso sì, potremmo vedere, però risposte concrete ad oggi non ce ne sono ancora. Inaugurata questa mattina la presenza del ministro Bonisoli, la Biennale d'Arte. L'arte è un linguaggio, quindi è sempre una funzione di permettere alle persone di ragionare. L'arte ispira, non spiega, quindi nel momento in cui vedo qualcosa e c'è una situazione artistica ho la possibilità di riflettere dentro questa situazione quelle che sono i miei pensieri, i miei dubbi, le mie contraddizioni e ne esco con qualcosa in più, con qualcosa che mi dà la possibilità di andare avanti. Dopo 3 giorni di preview ha aperto oggi al pubblico la 58esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia tra i Giardini e l'Arsenale. Alla presenza del ministro Bonisoli, le istituzioni locali, il presidente della Biennale e il curatore della mostra. A Ca' Giustinian si è tenuta la cerimonia di premiazione e inaugurazione. Il Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale è andato al padiglione Lituania, grazie all'approccio sperimentale e al modo inatteso di affrontare la rappresentazione nazionale, si legge. Una menzione speciale come partecipazione nazionale invece è stata assegnata al padiglione Belgio, che con il suo humor spietato offre una visione alternativa degli aspetti spesso trascurati dei rapporti sociali in Europa. Ancora una volta il Messico è tra i protagonisti, una menzione speciale al partecipante Teresa Margolles per le sue opere definite acute e commoventi, che trattano il dramma delle donne gravemente coinvolte nel narcotraffico del suo paese. Un labirinto non lineare invece diventa la sfida e la curiosità del padiglione Italia. La non linearità, questo è un concetto fisico, no? Dove è un po' sì, il labirinto di calviniana memoria, no? dove le cose a seconda di come ti accadono, di come le affronti, possono avere sequenze diverse, possono portarti messaggi diversi, quindi questa è tanto un po' la riflessione che mi ha portato. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio, è iniziato il conto alla rovescia per lo sfilamento degli alpini alla Dunata Nazionale di Milano, che sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente domani a partire dalle 9 di mattina. Pronti anche gli alpini veneziani che vedete in queste immagini, che raccontano le attività di queste giornate, dalla sfilata verso il monumento ai caduti alla vita da Campo Venezia fino alla cittadella della Protezione Civile Alpini. Le nostre penne nere sfileranno con lo striscione 100 anni e non sentirli in onore dell'anniversario dell'ANA, un anniversario di fondazione che presto raggiungeranno anche gli alpini di Venezia. Ed ora parliamo di elezioni. Secondo l'osservatorio regionale la percentuale di votanti delle europee sarà inferiore alle politiche, nei comuni sono in calo anche i candidati. A Palazzo Ferrofini tutto è pronto a raccogliere i dati che arriveranno dai seggi di tutto il Veneto per le elezioni europee e comunali del 26 maggio, dati che saranno disponibili in tempo reale nel sito web dell'osservatorio regionale. Tradizionalmente però per le consultazioni europee si registra un'affluenza minore rispetto alle politiche, quindi la lettura dei dati non può essere la stessa. L'europeo va a votare un 20-30 volte anche di più % in meno rispetto alle elezioni politiche, e quindi la domanda è: che cosa avrebbero votato le persone che sono state a casa o che staranno a casa? Quindi un metro per valutare questo è ragionare più in valori assoluti che in valori percentuali e vedere quanto ogni partito ha perso in valori assoluti rispetto alle ultime elezioni politiche. Ma non c'è solo la possibile minore affluenza di elettori alle urne. In generale, per quanto riguarda le amministrative, sono in calo anche le candidature. In tanti comuni c'è addirittura una sola lista presentata, quindi la difficoltà di avere persone che si impegnano a livello comunale come amministratori. In molti casi appunto liste fatte proprio per evitare il commissariamento del comune addirittura. Manca la materia prima, vale a dire i candidati. Perché fare il sindaco o il consigliere comunale in questi anni è un ruolo che dà molte responsabilità, scarse soddisfazioni, appesantimenti ulteriori appunto magari da leggi che arrivano dallo Stato ultimamente, che in qualche caso allontanano chi voleva impegnarsi a livello comunale. A 20:10 il capolista a nord-est di Più Europa Italia, in comune Federico Pizzarotti. Basta ideologie sull'autonomia, ha detto durante la trasmissione attaccando la Lega. Sentiamolo. L'autonomia è una tematica che va fatta ben comprendere ai cittadini e non penso che, nel modo ideologico con cui è stata venduta dalla Lega in Lombardia e Veneto sicuramente c'è la richiesta, perché terremo tutti i soldi, faremo tutto noi, non daremo più niente agli altri. Ma evidentemente prima di tutto non è così, perché il calcolo dei fabbisogni standard, cioè la logica è mantenere le stesse risorse che lo Stato già spende per la stessa regione, quindi non si hanno risorse tolte ad altre regioni. All'inizio dovevano essere i 9 decimi, cioè restava qui quasi tutto, poi è diventato costi standard. Beh, ma anche per forza, anche per diversamente non ci sarebbe più una logica più che togliere agli di altri è diventato quindi ci teniamo quei soldi perché noi lo facciamo meglio. E questo io penso che sia invece un concetto sacrosanto prima di tutto, perché servirebbe, questo secondo me servirebbe una riforma nazionale, non solamente il tema delle autonomie differenziate, per responsabilizzare i singoli comuni e le singole regioni che in diverse zone d'Italia è evidente che hanno una diversa attenzione anche solo banalmente agli incassi delle tariffe, delle multe, e che quindi tante volte se tu hai un incasso molto basso ti serve una perequazione più alta di risorse che ti arrivano dallo Stato. Serve che ognuno prenda la propria responsabilità di tenere corretta la sua tassazione, quindi per me un tema vecchio, tanto caro alla Lega, di cui non parla più, cioè avere la fiscalità locale differenziata per regioni e per comuni in modo da potersela regolare, secondo me è qualcosa che invece andrebbe reintrodotto. Tutti ne hanno parlato nel passato, oggi non è più un tema. Ed ora una notizia di sport calcio, buone notizie da Carpi. Il Venezia ha battuto i padroni di casa per 3-2 al termine di una gara rocambolesca. E la tripletta di Zigoni e la sconfitta del Foggia a Verona permettono al Venezia di giocarsi la permanenza in Serie B nei play-out, dove incontreranno la Salernitana. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati.
Tornati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del maltempo sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione del 12 maggio. Sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque e localmente potranno essere anche di moderata intensità. Andrà via via migliorando in nottata. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà ancora perturbata sin dal mattino con precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 16 gradi. Diamo infine uno sguardo al Trentino Alto Adige e anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile su tutta la regione con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse, qualche pausa più asciutta solamente sui settori settentrionali. Vediamo infine anche le temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, massime sui 18 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.